Si vedono degli aspetti che non siamo abituati a vedere, nel senso che ci sono moltissimi artisti che hanno disegnato durante la Prima Guerra Mondiale, da celeberrimi italiani a francesi e tedeschi. Però intanto qui c'è questa serialità e quindi c'è quasi una sequenza, come se fosse una sequenza che racconta proprio giorno dopo giorno, che è la vera vita della trincea, cioè soltanto Verdun durò 10 mesi, quindi in effetti questa idea quasi ossessiva del ripetersi delle cose è veramente tremendo. E poi perché Cominetti riesce a tradurre una tragicità che non tutti fanno, devo dire anche molto più di alcuni tedeschi. E allora pensavo proprio che in effetti, come immagine di una guerra di cui sì, si è tanto parlato, ma anche noi quando eravamo piccoli a scuola era qualcosa così di difficilmente rappresentabile, appunto, se non con delle aggettivazioni superlative. In questo caso sarebbe importante far vedere da dove in fondo è iniziata questa decadenza che poi ci sta colpendo ancora adesso. E poi c'è la qualità del disegno di Cominetti, che è come se si sapesse adattarsi alle varie situazioni. Ci sono questi uomini colpiti che sono tremendi, dove in fondo un segno di origine divisionista e anche Liberty che nasce per ragioni di decorazione, di eleganza, diventa un segno di una capacità di veramente drammaticità straordinaria.